I malumori ci sono stati e non pochi, la segreteria regionale è convocata d'urgenza appena bozzate le liste nella prova, ma in pochi giorni il Partito Democratico Veneto ha smaltito la rabbia e con una presentazione corale dei candidati al Parlamento ha sgomberato il campo dai mal di pancia. Pancia a terra, la parola d'ordine mutuata, potremmo dire, da un noto avversario del PD e sottolineatura della territorialità dei nomi scelti, anche se Marco Minniti, capolista, è un evidente paracaduto in un territorio poco incline al centro-sinistra. Pancia a terra tutti quanti e lavoriamo a favore dei veneti, a favore dei nostri concittadini di ogni singola provincia, per dimostrare insomma che la nostra parte politica ha fatto tante cose in questi 5 anni e potrà farne tante nei prossimi 5. Voi non avete svelato chi potrebbe essere il candidato premier, però qui c'è il capolista Minniti, potrebbe essere uno dei nomi papabili? Il problema del chi farà il Presidente del Consiglio lo dovrà stabilire come sempre il Presidente della Repubblica dal giorno dopo le elezioni, ma con noi all'imbarazzo della scelta, dal nostro segretario al Minniti è un valore aggiunto, soprattutto perché parla in Veneto di temi che sono stati in assoluta agenda politica, che sono quello dell'accoglienza dei migranti e dell'insicurezza percepita. Ma sappiamo anche che lui, con il suo pragmatismo, col suo intervento concreto sui temi, ha saputo toglierli dall'agenda politica. Quindi noi pensiamo che possiamo affrontare questi temi a muso duro senza doverli subire. Quali sono gli avversari che temete di più? Beh, diciamo soprattutto è l'astensionismo. Io temo che il vero avversario sia la disaffezione della gente alla politica e quindi non si presenti al voto, dopodiché il resto è competizione. È ovvio che noi siamo convinti che i risultati che abbiamo portato a casa, la nostra credibilità e il nostro legame col territorio sia quello che ci può dare un valore aggiunto e sinceramente anche sfidiamo a testa alta i nostri avversari che per quanto siano competitivi, in particolare quelli del centrodestra, noi sappiamo che abbiamo alle spalle una credibilità tutta nostra. Così significa governare bene, così significa essere una sinistra di governo e non solo una sinistra di testimonianza. La mia presenza a Roma sarà una presenza per rafforzare il territorio, perché tutto il nostro territorio veneziano in particolare ha bisogno di contare a Roma. Ovviamente poi essendo capolista in un collegio che va dall'Austria, dalle Alpi al Po, dovrò naturalmente rappresentare metà Veneto, ma di questo ne vado assolutamente orgoglioso perché io sono veneto nel sangue e voglio che il Veneto conti e come. Quindi Brugnaro avrà campo libero? No, non avrà per niente campo libero.